crede non solo nelle attività che si sono sempre fatte, ma anche in nuove attività come la Via della Lana, che da qualche anno ormai si è ben assestata nel panorama culturale di Follina e che trova le sue radici proprio nella riscoperta delle tradizioni e della storia di Follina, storia di acqua, storia di pecore, di transumanze e di lana, e quindi abbiamo riaperto questo lanificio, aperto al pubblico, aperto con visite guidate, perché crediamo proprio che per capire un po' il nostro presente dobbiamo capire anche le nostre radici. Le radici di Follina si basano appunto sulla lana, sul commercio della lana, e quindi questa attività, tutta questa rassegna eventi è nata proprio con l'intento di riportare alla luce tutte queste tradizioni che sono fondamentali per noi. Dove siamo all'Anificio Pauletti evidentemente è una storia affascinante, perché da metà 600, perché i Pauletti sono già attivi a metà 600, loro sono originari di Damiani, e li ritroviamo qui nel 2018 con, credo, la 10ª generazione che continuano a far lana. È una fabbrica, e quindi quando abbiamo deciso di fare questa sorta di itinerario e di aprire la fabbrica, di far vedere, ed è la meraviglia con cui i visitatori rimangono incantati di tutta la filiera, dalla pecora fino al tessuto, rimangono incantati perché non immaginano cosa ci sia dietro a quel capo di lana che loro acquistano. Non basta più fare un buon prodotto di qualità, dobbiamo crearne una storia. Dobbiamo testimoniare di quello che è stato il passato e di dare il valore alla filiera di quello che è stato la nostra tradizione e la tradizione del nostro lavoro. Per cui stiamo pensando già da qualche anno di creare nei grandi spazi che abbiamo e che magari non tutti sono utilizzati, di creare un archivio storico che già stiamo facendo. E abbiamo libroni di campionari e amministrazione dai primi dell'800, e quindi c'è l'idea di creare un museo, però il nostro sogno sarebbe di creare sì un museo, ma un museo in una fabbrica che va avanti, in maniera che ci sia gente che si interessa al passato, ma che nello stesso tempo possa avere anche una fiducia per il futuro di una tradizione che può andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti una tradizione che è secolare, la manifattura laniera di questo lanificio ha 220 anni, la sfida è quella di riuscire a riscoprire le tradizioni e portarle in un futuro prossimo. Questo si fa con la creatività, con il design, con l'inserimento di giovani in azienda, con un rapporto sempre aperto, un'apertura con la scuola, con l'università, con gli artisti, con l'arte contemporanea, e tutti questi contatti sono degli inneschi che servono per rinnovare l'azienda, rinnovare l'identità dell'azienda in un mercato che è sempre più complesso. Noi continuiamo a lavorare qui a Follina, continuiamo a credere in un Made in Italy. Questo fabbricato è del 1700, all'inizio era utilizzato come cartiera, poi è stato acquisito dai Pauletti per la lavorazione della lana. Diciamo che l'informalità del posto fa in modo che la gente si senta a suo agio, si senta come a casa, e questa per noi è la cosa veramente importante. Abbiamo avuto una gran mano da Dennis Riva, che è un artista bolognese che da diversi anni abita qua a Follina, e ha creato tutta questa coreografia utilizzando degli scarti di lana, quindi qua tutto quanto è fatto a costo praticamente zero. Cioè in un'era dove si tende a buttare via tutto, noi abbiamo cercato di fare le cose recuperando.
Follina sì, un paese sull'acqua, da sempre l'acqua ha rappresentato la vita. Questa bellissima manifestazione, di quale mi congratulo con la Proloco, è iniziata parecchi anni fa e gode di una grande partecipazione. A livello amministrativo l'acqua ha dato iniziativa, proprio partendo da Follina, Pieve di Soligo, dove è attraversato anche lui dal fiume di Soligo, alla formazione di un'iniziativa che coinvolgerà all'incirca 30 comuni. Già 24 di questi comuni sono andati in consiglio comunale ed hanno approvato all'unanimità il manifesto dell'acqua, un grande progetto per riuscire a portare dei finanziamenti europei anche nei nostri piccoli paesi. Questo è stato un anno molto importante, perché bisogna fare un plauso alla Proloco di Follina, perché le novità sono state sia da un punto di vista culturale, quindi con la rassegna degli eventi sulla lana, un punto di vista poi sportivo, quindi le biciclette storiche, ma soprattutto anche il coinvolgimento con i bambini delle elementari, degli asili e delle medie, sia con le Folliniadi che con l'ecoregata che si svolge oggi. Ma poi un plauso particolare poi anche all'enogastronomia, dove l'Osteria del Tessitore è diventato veramente un punto di ritrovo di questo periodo.